Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla 15ª giornata del campionato di Serie 2 di futsal girone B tra la padrona di casa, il Città di Sesto, allenato da Wilson Arauco, contro il Nord-Ovest del mister Frattini. Con pantaloncino blu e calza blu risponde la Nord-Ovest con maglia bianca con striscia verticale. Adesso movimento, si libera Rocchi per andare alla conclusione, col sinistro c'è la deviazione di Renan davanti a Fabrizio Zanata e arriva il gol. Molto bene, va via Sademi, lo trattiene Cauce, il gol di Sademi con il sinistro e c'è il 2-0, ma troppo facile. È lo stesso Andrea Cau sul punto di battuta, pallone poi lasciato a Casu che prova la conclusione della deviazione e il gol del 2-1 con la conclusione di Casu. Molto subito scoppiettante la sfida, ancora Bertolini col sinistro ed è ancora Llamas 1 contro 1. Llamas cerca uno spunto, ancora Llamas sino in fondo, palla deviata in calcio d'angolo da Mazzucca per Llamas, 1 contro 1, ancora Llamas, salta il primo avversario, non salta il secondo che lo ferma, che è Camel. La conclusione di Camel, Zanata in due tempi per il Città di Sesto, la chiede Andrea Cau, 1 contro 1 di Cau, il doppio passo, la conclusione con il sinistro, palla alzata, c'è effettuato il pallonetto, Rocchi col sinistro e c'è il gol di Rocchi con il sinistro al volo. La calcia piazzandola, ma sarà tutto solo, ripartenza adesso per la Nord-Ovest, la conclusione con il destro di Bertolini. Cau, palla dentro, Llamas per Capitana Square, arriva Pire, il controllo, la finta di Pire, libera il destro, pallone respinto, l'ultimo tocco è il suo, arriva Llamas, Casu prova a liberare il sinistro ed è un gran gol quello di Casu con il sinistro che mette Llamas, giocatore dal minutaggio altissimo in casa Città di Sesto che è Llamas 1 contro 1, la sterzata di Llamas, mantiene il pallone attaccato al piede, il palo con Bertolini, lo scarico per Rocchi, il sinistro deviato ancora da Zanata. Ai giocatori sia del Città di Sesto che del Nord-Ovest parte Rocchi con la sinistro, spiazza Zanata per il 4-3 e la tripletta personale per il numero 9 in maglia bianco-rosso-blu. Adesso pallone che passa sulla conclusione di Issa, la deviazione, calcio d'angolo, il pallonetto per Rocchi al volo con la sinistro, non calcia in maniera pulita Rocchi, ma palla centrale, lo scarico per Asquare, Casu di prima intenzione, la palla deviata sotto misura da Camel in calcio d'angolo. Ancora per Pire, posizione centrale, palla ancora sporcata, c'è la conclusione dalla distanza con il gol da parte del numero 4 Serranti. B di futsal tra il Città di Sesto e la Nord-Ovest, adesso Llamas, la conclusione non riesce nella deviazione a Square. Città di Sesto, adesso Mazzucca con il sinistro, lancio lungo dove Rocchi mette giù anche questo e poi arriva a rimorchio il numero 6 Camel, è pinto in movimento Llamas con la destra, palla deviata, poi c'è il gol. Adesso Llamas sbaglia tutto, c'è la conclusione dalla distanza col gol del numero 1 Federico Mazzucca. Adesso Pire, la conclusione di Pire ancora dalla distanza. Adesso Issa, ancora Rocchi, protegge il pallone di ritorno per Issa, la conclusione che sfiora il palo. Sono 3 i secondi da giocare ancora sul cronometro, ma la tiene lì Rocchi e fa scorrere tutti i secondi utili per il termine di questa sfida valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie 2 di futsal girone B.